Ci fidiamo delle sue parole, accettando Maria come sposa e accettando di diventare il custode di Cristo Gesù, di quel figlio che è figlio unigenito del Padre ed è figlio di Maria. È incomprensibile tante volte la nostra fede, perché noi non possiamo essere custode di Cristo Gesù, il Padre putativo, un uomo, diciamo, indispensabile nel mistero redentivo di Cristo Signore. Oggi i falegnami celebrano anche la festa del falegname anziano stasera, perché ecco, dietro l'esempio di questo santo così stupendo, così meraviglioso, possiamo tutti trovare la forza di credere in maniera più intensa, più bella, a quel Dio che ci sorregge, che ci ama e che ci mantiene in vita. E vogliamo pregare per questo falegname anziano che oggi viene festeggiato da tutti, perché dietro l'esempio di San Giuseppe possa anche lui tendere ai veri del cielo. Preghiamo. Padre buono e giusto, che riveli ogni giorno il volto della tua tenerezza materna nel figlio offerto per noi, fa che non diventiamo sordi alla sua voce per poter comunicare agli altri la gioia consolante del tuo amore che salva, per Cristo nostro Signore. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria
Ricordati, Padre, della Chiesa diffusa su tutta la terra, ma rendi la perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Alfredo e tutto l'ordine sacerdotale, la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente e nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Essa vuole essere una lettata di gioventù, un attestato di simpatia, ma è riduttivo vedere solo questo. Essa deve rimanere non solo un gesto di solidarietà, ma soprattutto un gesto di riconoscimento che la congregazione conferisce ai migliori, a chi prima di noi, e forse in tempi di maggiore strettezza economica, ha voluto lasciare un segno della sua presenza alla Maria. Il cammino intrapreso ci sembra incerto, ma tutti riscontriamo l'esigenza di ritornare alle origini, di riscoprire gli esempi dei nostri maestri e di crescere nella devozione a Santo Falegname di Nazareth. Di tutto questo il nostro carissimo Zereggio, come usiamo amabilmente chiamarlo, è stato come un punto di riferimento, ancorato alle consuetudini del passato, ma proteso verso il nuovo sviluppo della congregazione. Sceglie esempi, basti che ognuno sappia vedere l'aspetti migliori in ogni circostanza. A lui formuliamo l'augurio più sincero. Il Santo Patriarca lo ricompensi di una vecchiaia veneranda che sia il prolungamento della sua gioventù. Auguri. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e il frutto del tuo seno, Gesù. Facciamo insieme con
commosso e forse per noi. Non lo vogliamo. Ma se no, che fa? Faccio torno da là. Quanto fanno quando andiamo a fare una festa d'anziani? Ah, sì. Ora penso a fanno pure a me, bisogna pure anziano come ti Si sa fare dei compratelli, sa fare, non è che a fare noi. nasciamo una stessa città con quello. Sì, che compratelli, ora mettete stare giù dei compratelli. Buona pensata. Malato, Io voglio fare ora, lei già una volta. Quante saluta sta moglie con una vicino di casa. Ah, si trova vicino qua, mi buttava la parola. Tanta cuore, ho appena fortissimo, la mia festa mi sta
Intervista speciale. È a posto. Cioè, fate fare un primo piano con Salabia che ci fu. Fare Santo Nofio, sai poi faccio via che guadagnandovi onestamente il pane col sudore della fronte e lavorando per la gloria di Dio. Questo deve essere sempre presente nella vostra vita e nel vostro lavoro, miei cari falegnami, e quanti magari espletate in un modo o in un altro un certo servizio per il bene della comunità nostra cittadina. Sappiate che anche sul posto di lavoro siete dei figli di Dio, siete dei cristiani, siete delle persone che anche dal lavoro deve potersi manifestare la gloria del Signore. Aventi lo spirito di servizio, preghiamo. Per noi qui presenti, che siamo chiamati a vivere intensamente questo sacro tempo di purificazione e illuminazione quaresimale, perché come Giovanni Battista
Dio, fede della tua Chiesa e donale vita e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Forza ragazzi! Bella roba, eh? Bella roba, Roba fenace. Non può pigliare ora? Forza ragazzi! Dai! Dai, certo in capo. La salvezza! Via, se no. Ora. La cosa grossa è. Ora per me. Belle!
Oh, vicepresidente, tu, una punta atrás. Parlate, leggete parole. Però, Sono siete buoni a guarda, va. allestiamo che la mangiare, ragazzi. A 200 male quanto l'hanno. Al centro Anche per sapere no, c'è la carta, faccio meno. Quanto gioco si fa? Qui si mette, qui si casa spareggia, 5.000. 5.000, ora controlliamo 5.000.
Forza, bravo! Che è successo? Azione sono. Dunque, ma c'è? Azione! Dai. Ma che fa? C'è? Intanto se una cosa legge che la pezza tutto l'anno dice lo sì. Una cosa non giura tutto freddo non voglio italiano. Se tu fai fare la pinna sua, faresti che dice ma che era solo questo che scriveva? È così. È così, cazzo. Sosta. Ecco. Ora, comincia a decidere i soldi. Avete questo? I soldi. Ma per te Silenzio la Si ha questo falegname non si può. Non si può combattere. Che categoria di figlio è? Direi che si può domani. a casa. Siamo in onda, sì. Buonasera, tante cose. Arrivederci che sei, è in gamba. Qui stiamo bene,
stiamo venendo. Sta fermo. Giacobbe generò Giuseppe lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, attendeva un figlio per opera dello Spirito Santo. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Parola del Signore. Sì. Ripetere le parole che Dio stesso ha ispirato al salmista e stasera ha messo nella nostra bocca. Dalla bocca di Dio, i salmi, la parola di Dio arriva alla bocca dell'uomo. Signore, abbiamo voluto ringraziare il Signore per il dono grande che Lui ha fatto alla sua Chiesa con la figura di questo patriarca Giuseppe. A me piacerebbe stasera dirvi soltanto 3 pensieri, perché ognuno uscendo di qua li possa portare nella sua vita. E perché odiamo il nostro fratello quando Lui ci ha detto di amare il prossimo? E perché non perdoniamo le offese quando Lui ci ha detto di perdonare, di essere misericordiosi come misericordioso il Padre nostro che è nei cieli? E perché non ci incontriamo con Lui alla comunione ogni domenica? Perché santificare la festa è un comandamento, un ordine che dice dare. Perché? Perché amare il Signore? Non mi pare. E allora Giuseppe è l'uomo dell'amore di Dio. Deve aderire a Cristo, il proprio vivere di Cristo. E allora, fratelli carissimi, Giuseppe è
camminate! A destra! Alla mia destra camminate! Abbiamo un ente appalanato.
chiamato da Lazio che c'è la signatura. Ciao, Re. Ma va, una bella ripresa, miau! Una ripresa mia, ma...
avevi la pellicola da più. Si vede che si sta molto. Fallo facciare. Affaccia fuori. Fuori a affacciare. Aspetta, non esci, questo è l'ultimo problema. Piano piano. Non esci, piano piano. Non esci. Auguri per il tuo lavoro.
Io ne entro. Dai, pigliamocela tutta sta! Bravo, forza! Santa Mazzona ci vuole sapere più
a banco. Fammi un primo piano! No! Ancora in mente! Attimo! Guardiamo, ma che dopo... Casimo! Non è che non è qua! Andiamo, ancora a pelo! Lei da davanti quando facciamo una... Quando vogliamo piccino mentre mai? Stava a parola. Ora sì. Capisci? Cambile dei non ne mangiano. Io mi ha pigliato con Automatica e manuale. Ok. Facciamo anche il
Iniziamo la proiezione, cominciamo a metterci. Avanti, avanti. Quando vedi? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne.
C'è questa statuetta di San Giuseppe, il numero 0492. Possiamo concludere? Fondo della festa. Gli amici c'è la banna da fuori, come credo. Raccolta preliminare 6.608.000. Ieri abbiamo raccolto 1.300.000 e oggi 1.727.000 per un totale di 9.635.000. Abbiamo un breve risultato della raccolta. Abbiamo raccolto come raccolta preliminare, cioè prima della festa, 6.608.000. Ieri 1.300.000 lire, oggi 1.727.000 lire, per un totale di 9.635.000. Le spese in volo non le abbiamo conteggiate. Domenica prossima fisseremo alla porta della chiesa, dalla parte della porta piccola, il resoconto della festa tutta intera.